Una bomba d'acqua poco più di mezz'ora che ha messo in ginocchio l'intera fascia pedemontana da Marostica a Mussolente fino a Cassola. Decine i garage e gli scantinati andati sott'acqua, strade e sottopassi chiusi. La situazione più critica a Rossano Veneto. Ci siamo trovati con la maggior parte delle strade del paese allagate, tratti importanti, soprattutto la zona nord e la zona est del paese. Tra le zone più colpite l'area di via San Zenone, ma per fortuna i danni sono stati contenuti. Danni seri alle cose non ci risultano, se non un allagamento su un parcheggio sotterraneo e qualche danno in casa privata, che però stiamo ancora valutando e stiamo ancora censendo per avere un po' il quadro della situazione. E le strade poi, quando il fenomeno si è leggermente diminuito, nel giro di una mezz'ora sono ritornate tranquillamente transitabili. Difficile trovare spiegazioni a quanto accaduto se non nell'eccezionalità dell'evento. La causa sicuramente è dovuta all'eccezionalità dell'evento. Da Rossano Veneto a Nove, anche qui strade allagate e tanti disagi. La zona di via Pezzi, via Torresin, la zona in uscita dalla piazza su via Munari sono purtroppo zone critiche. In più ieri abbiamo avuto anche questo fulmine che ha colpito la chiesetta della Madonna di Lourdes, rompendo proprio il campanile. Per evitare che situazioni come queste si ripetano, il Comune già da tempo è all'opera per trovare soluzioni. I lavori di sistemazione e di riqualificazione del lato sud della piazza ci permetteranno di intervenire sull'allagamento della zona verso via Munari della strada. Per quanto riguarda via Pezzi e via Torresina, assieme ai comuni vicini e al consorzio di bonifica, è in atto il ragionamento e ci saranno gli interventi relativi al nuovo scolmatore dello scolo torresino, che in parte dovrebbe risolvere. Per quanto riguarda la chiesetta di via Pezzi, invece, l'obiettivo è riportarla all'antico splendore, magari con il contributo dell'intera comunità.